Buongiorno, ben ritrovati. Siamo in diretta come ogni giorno per raccontarvi le notizie, la cronaca del nostro territorio. Fra qualche minuto ci collegheremo con Alleghe, dove è avvenuta una grossa esplosione in un camping. Una famiglia del Padovano è rimasta coinvolta, ne parleremo con il nostro corrispondente che si trova proprio in zona. E ci spostiamo per ora a Padova, sempre con la cronaca, perché al centro del commercio di droga è stato fermato un altro grossista con quasi 18 kg di sostanze stupefacenti. Ancora un ingente sequestro di droga a Padova. Dopo gli oltre 90 kg di hashish e cocaina rinvenuti dalla Guardia di Finanza, a mettere a segno una nuova importante confisca è la polizia, che ha rinvenuto più di 17 kg di droga tra chetamina, marijuana, hashish e estasi. L'operazione ha anche portato all'arresto di un giovane di Cadoneghe. Tutto nasce da un controllo di una volante che ha fermato in via Reni all'Arcella uno scooter con a bordo 2 ragazzi. L'autista del mezzo è risultato senza patente, mentre il passeggero custodiva in una borsa 5 panetti di hashish per il peso di 2,5 kg, oltre ad un apparecchio per il sottovuoto, una bilancia domestica e un contenitore con dei residui di sostanza bianca che, dai rilievi della polizia scientifica, è risultata essere chetamina. Gli uomini della mobile hanno quindi perquisito le residenze dei 2 giovani. Nel garage del ragazzo che era in possesso dei panetti di hashish sono stati trovati altri 10 kg di chetamina, 5 di marijuana, un altro 1,5 kg di hashish e 600 grammi di pastiglie di ecstasy. Il giovane è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Padova. Nulla è stato trovato invece a casa del secondo giovane. Continuiamo a parlare di droga con lo spaccio di cocaina. Questa volta ci spostiamo nel Trevigiano, perché è stato arrestato dai carabinieri di Zero Branco il pusher latitante che si faceva chiamare The King. Era latitante da 4 anni, da quando era finito al centro di un'inchiesta per spaccio di cocaina. Si tratta di un 31enne nigeriano che si faceva chiamare The King, oppure Quinto dal nome del comune, dove privilegiava smerciare la droga, soprattutto polvere bianca ma anche marijuana. In quell'operazione condotta dai carabinieri di Zero Branco erano finiti in manette alcuni suoi connazionali. Lui invece era riuscito a fuggire fino all'altro giorno, quando proprio in una piazza di Quinto è stato individuato dai militari dell'Arma e fermato. Per gli illeciti appuntamenti clienti e spacciatori si accordavano telefonicamente su orari, luoghi precisi e quantitativi. Nel 2020 i carabinieri sono riusciti a stroncare la fiorente attività di spaccio tra nigeriani in favore di assuntori trevigiani. Il 31enne, destinatario del provvedimento cautelare emesso nel 2020, è stato quindi tratto in arresto e condotto in carcere. Svariate centinaia le cessioni di dosi di stupefacente contestate all'uomo e ai suoi connazionali dal 2017 al 2020. Ed ora una notizia che arriva dal sud Italia, ma che coinvolge anche il Veneto, perché un gioielliere di 48 anni di Corato nel Barese è stato rapinato e sequestrato da un gruppo di persone che avrebbe agito armato di pistole e fucile con il volto coperto. È stato proprio il commerciante di preziosi a dare l'allarme chiamando il numero di emergenza 112 e poi ad essere recuperato dai carabinieri nelle campagne che si trovano a ridosso della provincia che collega la frazione di Mariotto ad Altamura, sempre in provincia di Bari. L'episodio risale alle 2 di pomeriggio di ieri. Il bottino è ancora da quantificare con precisione, ma il valore supererebbe i 300.000 euro tra contanti e gioielli. Secondo quanto denunciato dalla vittima, ad agire sarebbero state poco meno di una decina di persone che a bordo di 2 auto l'avrebbero avvicinato mentre stava raggiungendo alcuni colleghi con cui sarebbe dovuto partire per Vicenza, città che ospita la Fiera dell'Oro. E andiamo proprio a Vicenza, perché ha aperto i battenti la Fiera dell'Oro, un evento di portata mondiale che richiede però un grosso sforzo sul fronte della sicurezza, e domani, proprio in concomitanza con il Salone dell'Oro, è prevista anche una manifestazione dei centri sociali degli attivisti pro Palestina.
Fiera dell'Oro al via, il mondo a Vicenza, più di 1200 espositori che arrivano da 35 paesi. Il salone della gioielleria e dell'oreficeria con i suoi 70 anni è il più longevo del mondo, ma creatività, artigianalità, innovazione, lusso vanno inseriti sullo spartito della sicurezza. Questura, carabinieri, fiamme gialle, polizia locale, col supporto dei vigili del fuoco e delle strutture sanitarie sono in prima linea. Il piano è collaudato, dalla vigilanza nelle ore notturne ai pattugliamenti e al presidio del territorio per neutralizzare il rischio di furti e rapine, ma anche il rischio di contrabbando. Tutto nel segno innanzitutto della prevenzione. Nel corso degli ultimi controlli sono stati notati alcuni personaggi che si avvicinavano alle vetture in sosta nei parcheggi esterni vicini alla fiera. Gli agenti delle volanti sono intervenuti e li hanno immediatamente identificati. Si tratta di padovani con precedenti. Accompagnati in questura, sono stati fotosegnalati. Per loro sono scattati 2 fogli di via obbligatori da Vicenza per 4 anni. Ma la Fiera dell'Oro è una vetrina anche per chi cerca visibilità sui temi politici. Gli attivisti dei centri sociali sono pronti a scendere in strada con una manifestazione organizzata per sabato pomeriggio. Partiranno dal bosco di Calte, dove hanno allestito il Woods Climate Camp, con un corteo in direzione della stazione ferroviaria. Sì, sabato partiremo da qui alle ore 5 e andremo verso la stazione a dire che Vicenza ha bisogno di andare in direzione opposta al TAV, ha bisogno di investire risorse in salvaguardia dell'ambiente, in tutela della salute, in anche processi democratici che siano veramente di decisione da parte delle persone, della cittadinanza, in una società di pace, e non ha bisogno di sprecare risorse e territori e luoghi come questo per un'opera ecocida come il TAV. Agli attivisti del Woods Climate Camp sabato si uniranno anche le associazioni pro-Palestina che organizzeranno un sit-in in Viale dell'Industria a partire dalle 4 del pomeriggio. L'ultima manifestazione dei centri sociali in concomitanza con la Fiera dell'Oro fu il 20 gennaio, quando alcuni manifestanti che protestavano contro Israele uscirono dal percorso stabilito entrando in collisione con le forze dell'ordine. Questa volta il messaggio del sindaco e del questore è che non saranno tollerati altri disordini. Manifestare è chiaramente un diritto costituzionale, non è un diritto costituzionale poter far danni alle cose, alle persone, manifestare con violenza, quindi l'auspicio è sempre che le manifestazioni si svolgano in maniera pacifica, serena, rivendicando legittimamente le proprie opinioni e le proprie idee, ma sempre in maniera pacifica. Non saranno tollerati atti di violenza, atti di prevaricazione. Noi abbiamo il dovere di garantire ai cittadini sicurezza e soprattutto il rispetto dell'assoluta legalità. Ed ora andiamo subito ad Alleghe, lo avevamo detto in apertura di questa nostra diretta, in un camping che c'è stata un'esplosione, ne parla con noi il nostro inviato Stefano Bozzi, che si trova sul posto. Stefano, intanto buongiorno, ci puoi raccontare che cosa è accaduto? Buongiorno Daniela e buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Si è sfiorata la tragedia questa mattina al camping Alleghe di Masarè. Siamo in comune di Alleghe e la tranquillità di una mattina come un'altra in campeggio è stata bruscamente interrotta da un boato attorno alle 7:45 di questa mattina. Si è trattato di una fortissima esplosione che ha fatto letteralmente saltare in aria la roulotte di una famiglia padovana che si trovava qui in villeggiatura, e ho parlato già con alcune persone che stanno trascorrendo le loro vacanze qui nel campeggio e tutti riportano la testimonianza di un boato simile a quello che potrebbe essere l'esplosione di una bomba. Ad essere coinvolta è una famiglia del Padovano, mi hanno detto Padova, ma non è un'informazione al momento verificata, sicuramente del Padovano. Comunque una famiglia appunto di cui la madre, 67 anni, è stata portata in codice 3 al pronto soccorso del Cafoncello di Treviso in elicottero, mentre la figlia di 39 anni avrebbe subito solo qualche scoriazione, mentre il padre si sarebbe salvato dall'esplosione perché al momento dello scoppio si era recato alla toilette, e nonostante i dati sulle condizioni di queste persone riportino anche condizioni gravi, specialmente per quanto riguarda la madre, posso dirvi dalle testimonianze che ho raccolto che comunque al di là di qualche bruciatura e qualche scoriazione
la madre non sarebbe in pericolo di vita e tutto sommato le condizioni farebbero ben pensare. Vi do anche qualche altro dettaglio perché sono stati proprio i vicini a estrarre dalle macerie madre e figlia, e infatti sono proprio loro che mi hanno raccontato i dettagli sulle loro condizioni. Ma veniamo alla dinamica, perché stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di una fuga di gas all'interno della roulotte in cui la famiglia stava campeggiando, la causa dello scoppio, e questa è una roulotte di proprietà della famiglia stessa. Ma qui c'è un dettaglio che potrebbe veramente essere la svolta nella ricostruzione della dinamica, è che posso dirvi che erano appena stati fatti proprio nella giornata di ieri dei lavori all'interno della roulotte e proprio all'impianto del gas, per cui con tutte le cautele del caso è possibile presumere, e sottolineo presumere, che questi lavori siano connessi alla causa del botto, anche perché, ed è un'informazione che mi ha rilasciato il titolare del campeggio, le bombole del gas erano integre e sono state recuperate dai vigili del fuoco. Tra l'altro dovreste vederle nelle immagini che ho raccolto questa mattina. Insomma, comunque si tratta di un'esplosione che è stata davvero importante, ci sono vetri dappertutto, anche a decine di metri dalla roulotte, e anche i vicini, quelli che stanno campeggiando nelle piazzole adiacenti, hanno avuto dei danni veramente ingenti. Lo spostamento d'aria ha rotto vetri distanti decine di metri, per cui insomma la sensazione è davvero che sia scoppiata una bomba, e vedendo quello che resta della roulotte, si parla veramente di macerie. Se state vedendo le immagini si può tranquillamente parlare di un vero e proprio miracolo che non si siano registrati decessi e che i familiari di questa famiglia del Padovano tutto sommato stiano bene. Vi restituisco la linea con la testimonianza della signora che è proprio la signora che ha estratto dalle macerie madre e figlia. Se per voi questo è tutto, Daniela, ti restituisco la linea. Abbiamo sentito un gran boato perché eravamo dentro, quindi un forte boato, e siamo usciti e abbiamo visto questo disastro, e c'era sotto la signora e la figlia perché il marito era appena uscito per andare in bagno, quindi lui e abbiamo estratto la figlia e la mamma. Voi proprio subito li avete estratti? Subito sì, perché bisognava tirarli fuori. E in che condizioni erano? La ragazza per fortuna non ha niente, perché è una ragazza disabile, quindi per fortuna lei non ha problemi. La mamma ha degli ustioni e quindi l'hanno portata a Treviso. Avete visto davvero immagini impressionanti, quelle che ci ha proposto di questa gravissima esplosione il nostro Stefano Bozzi. Poi ovviamente torneremo a parlare di questo fatto nel corso anche dei nostri telegiornali. Ovviamente poi diciamo insomma a Stefano che se ci sono ulteriori aggiornamenti anche sulle condizioni dei feriti noi siamo qui ovviamente per sentire. Ma ci spostiamo subito a Conegliano perché la vedo già pronta sul nostro schermo, la nostra di Caliman con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, perché si parla di scuola. Ovviamente ormai davvero manca pochissimo per l'inizio dell'anno scolastico e si intensificano i controlli su pullman e sulle aree sensibili. La vedo pronta la nostra Edi. Edi, buongiorno, vedo che ti trovi nella centrale operativa proprio della polizia locale di Conegliano. Esatto Daniele, hai detto bene, siamo qui in compagnia del comandante Malamace perché a pochi giorni dall'inizio delle scuole la polizia locale si impegnerà ad intensificare i controlli soprattutto nelle zone calde, zona delle stazioni, attorno alle scuole, per prevenire insomma disordini legati a aggressività di questi ragazzini che tanto stanno tenendo banco sui fatti di cronaca. Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, come ogni anno andremo a intensificare i controlli nei luoghi di maggiore aggregazione, quindi stazione ferroviaria,
ferroviaria, autostazione. I primi giorni si sa che i ragazzi sono ancora euforici, quindi cercheremo di prevenire più che delle violenze le intemperanze proprio giovanili. Ascolti, uomini e mezzi schierati già dal primissimo giorno di scuola, cioè mercoledì prossimo, quanto personale verrà schierato per questa operazione? Allora, abbiamo concentrato il maggior servizio naturalmente nell'arco del turno mattutino, per cui ci saranno pattuglie su tutti i comuni. In particolare su Conegliano avremo nella zona dell'autostazione 2 pattuglie, quindi 4 uomini, tra cui l'unità cinofila. Come vede questo inverno? Cosa si aspetta? Ci sono sindaci che insomma stanno predisponendo diverse attività per cercare di limitare questo tipo di aggregazioni di ragazzi che possono sfociare poi in violenza. Ma allora, se il presupposto è quello dell'estate, diciamo che è stata tranquilla e quindi mi auguro che si continui con questo trend. Comunque in ogni caso l'amministrazione sta intavolando alcuni discorsi anche con i commercianti per collaborare e naturalmente predisporre dei servizi preventivi affinché determinati fatti non scaturiscono poi in episodi gravi di violenza. Zona attenzionata resta quella del Biscione, ci diceva. Sì, quella del Biscione, ma anche il centro cittadino, quindi Corte delle Rose, Corte Vespucci, diciamo sono dei luoghi in cui non sono visibili dalla pubblica via e quindi i ragazzi li frequentano per aggregarsi, per fumare, mangiare, bere e quindi spesso, essendo in gruppo, i comportamenti non sono proprio quelli civili. Allora magari con dei passaggi nostri, degli interventi, si cerca di contenere queste intemperanze. Corte delle Rose, nella quale siete intervenuti pochi giorni fa, giusto? Sì, è un passaggio quotidiano che facciamo con le pattuglie, cercheremo di intensificare proprio in virtù di alcuni fatti che sono successi ultimamente, quindi già da ieri era presente l'unità cinofila, stamattina c'era la pattuglia appiedata e continueremo anche nei prossimi giorni. Daniela, da Conegliano, insomma, questo è quanto per il dispiegamento di forze per l'inizio delle scuole. Se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto, ringraziando il comandante, ti restituirei la linea. Grazie davvero, grazie a Eddie, grazie anche a Nicoletta Rizzetto e al suo ospite, il comandante della polizia locale di Conegliano. E noi ci spostiamo a Vicenza, però sempre di polizia locale parliamo, perché ci sono state delle aggressioni, l'ultimo proprio a 2 agenti e la protesta dei sindacati. Ce ne parla la nostra Luisa Bertin. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme a Fabio Martini dell'UGL e a Maria Teresa Turetta della CUB proprio per parlare di questa nuova aggressione, l'ultima di una serie in questo mese. È una serie che è molto preoccupante, dove avevamo già avvisato di quel famoso campanello d'allarme iniziale, ma quello che è preoccupante è l'IF e l'IG, l'indice di frequenza e l'indice di gravità che è aumentato in molto elevatamente. E per questo voi chiediamo un intervento? Chiediamo un intervento immediato, perché quando un indice di frequenza, che vuol dire che sono sempre più vicini, e un indice di gravità perché la gravità è aumentata, i giorni di prognosi sono saliti a 30, è sempre più preoccupante perché stiamo andando male. Ecco, quindi aggressioni sempre più frequenti, voi state andando verso anche uno sciopero. Lo stato di agitato, ma quello che è avvenuto ieri è stato l'ennesimo caso di infortunio sul lavoro con 30 e 20 giorni di prognosi per i 2 agenti mandati a mani nude ad assistere un TSO per un paziente psichiatrico. Ecco, su questo ci teniamo a dire che manca un protocollo operativo ufficiale per questo tipo di interventi, ma anche per tutti gli altri. Manca formazione del personale, mancano i dispositivi di sicurezza. Ecco, in questo caso qui specifico, uno scudo fatto di gomma piuma
avrebbe servito a tutelare la salute dell'operatore e anche del paziente. Ecco, manca tutto, manca organizzazione, manca anche una forma di solidarietà da parte dell'amministrazione. Per quello invitiamo la politica tutta a riunirsi e a convocare un consiglio comunale monotematico sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro, nello specifico di Vicenza, del comune di Vicenza, e la salute e sicurezza dei cittadini, che è strettamente correlata anche a come funziona il comando di Vicenza. Ecco, queste sono richieste dei sindacati. Avete sentito aggressioni sempre più frequenti, si tratta dell'8ª aggressione negli ultimi 30 giorni. Per il momento è tutto, restituisco la linea. Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi andiamo intanto avanti e torniamo nel Trevigiano per parlare del giallo di Vidor, una marcia silenziosa e pacifica per chiedere verità per la morte di Alex Marangoni, il 25enne morto dopo un rito sciamanico. L'annuncio però della presenza della famiglia del giovane al Palio di Vidor di domenica scatena l'odio sui social. Ma state bene a casa, cosa c'entrano gli abitanti di Vidor? Se avete qualche protesta da fare andate in procura, rompete a chi sta indagando. Potete e dovete solo vergognarvi a scaricare le vostre paranoie su chi non c'entra niente. Una nuova ondata di odio social contro la famiglia di Alex Marangon. Il 25enne morto dopo un rito sciamanico organizzato all'abbazia di Vidor. Era la notte del 29 giugno quando Alex scomparve nel nulla. 3 giorni dopo il ritrovamento del suo corpo nei pressi del Piave. Un post, questo tra i più duri, ma altri sono stati pubblicati sui social, come questo che dice: non si può bloccare un intero paese per un rito che è stato deciso da dei personaggi che non c'entrano nulla né con la Chiesa né con Vidor, bisogna essere responsabili delle proprie azioni. Insomma, una forma di protesta all'annuncio della famiglia di Alex di voler partecipare al Palio di Vidor fissato per domenica questa, con una marcia silenziosa e pacifica per tornare a chiedere verità per il loro figlio. Famiglia che ottenne di far spostare il palio, come da tradizione previsto anche in abbazia, in piazza Vidor, in segno di rispetto per una morte avvolta ancora nel mistero e con la speranza che in quel luogo possano ancora essere ritrovati elementi utili alle indagini. Siamo sconcertati, scrive mamma Sabrina, abbiamo chiesto l'autorizzazione dalle 10 alle 13, ma siamo già stati minacciati dalla gente del posto. Questo post, spiega, è stato pubblicato sulla bacheca di mio cognato. Per fortuna che andremo a fare una marcia pacifica, silenziosa e di sensibilizzazione, ci aspetta un bel clima, scrive invece direttamente il papà di Alex sui social. La manifestazione si svolgerà a margine del palio, avevano annunciato i coniugi Marangon, ma quella di domenica potrebbe però rivelarsi una mattinata di tensione. Ed ora subito nel veneziano, perché parliamo del piano di recupero dell'ex Umberto I e ce ne parla, la vedo sullo schermo, la nostra Ilaria Marcori con un ospite. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete ci troviamo proprio nell'area dell'ex Umberto I qui a Mestre. Avevamo visto qualche mese fa la presentazione del progetto di riqualificazione di quest'area, presentazione che poi comunque ha visto susseguirsi alcune proteste, tra cui quelle di molti comitati. Dopodiché sulla città si è abbattuta anche l'inchiesta che ha coinvolto l'amministrazione comunale e quindi poi alcune questioni sono, per così dire, passate in secondo piano. Ma qui insieme a me c'è Monica Coin, portavoce del comitato ex Umberto I Bene Comune, perché proprio questa mattina, insomma il termine ultimo per presentare le osservazioni. Allora, in sintesi, riusciamo a dire quali sono le vostre osservazioni in merito? Sì, sono quelle che abbiamo portato fin da subito, a cominciare dalla carenza di partecipazione dei cittadini. Questa procedura che è stata instaurata per il piano di recupero dimostra come questa amministrazione volesse correre a tutti i costi, comprimendo la partecipazione dei cittadini. È stata fatta una procedura in 10 giorni d'estate, noi abbiamo fatto delle staffette per poter partecipare, ora la legge prevede la presentazione delle osservazioni perché, nonostante la bufera giudiziaria, il 17 luglio
luglio è stata approvata la delibera, è stata approvata senza nessuna discussione e questo è uno dei motivi di osservazione. Vogliono abbattere dei beni importanti per storico-identitari come il padiglione De Zottis e trasformare il Pozzan in struttura di esercizio pubblico ristorante e quindi limitare quelli che sono i valori diciamo dell'area. In più la fascia fluviale del Marzenego viene grandemente sacrificata, viene fatto un parcheggio a raso al posto del De Zottis che è diciamo secondo la mobilità sostenibile non è uno dei criteri diciamo che porta traffico, inquinamento, quindi peggiora la situazione ambientale. Quindi secondo voi questo piano, presentando anche questi 12 osservazioni, ricordiamo 12 punti, ha delle falle? Sì, anche dal punto di vista della legittimità amministrativa, perché per esempio l'abbattimento del De Zottis è contrario al piano di assetto del territorio, questo non lo diciamo chiaramente. Le varianti al piano regolatore generale come questa devono comunque rispettare gli strumenti urbanistici sovraordinati ed è chiaro che il PAT classifica i beni dei padiglioni come invarianti, cioè non possono avere delle trasformazioni, hanno dei vincoli, tra cui anche il vincolo storico, e non possono avere delle trasformazioni definitive. Il De Zottis viene previsto il suo abbattimento, quindi sicuramente contrario e c'è un profilo di illegittimità amministrativa. Per il momento noi lo presentiamo come osservazione, ma ci riserviamo anche eventualmente di fare un'impugnazione di questi atti, perché dal punto di vista della legittimità amministrativa non ci siamo. Quindi non avete intenzione di mollare? Assolutamente, la lotta dura fino alla fine. Il comitato si è speso proprio in questi giorni estivi proprio per studiare delle osservazioni molto articolate che non sono quelle diciamo della semplice conferenza stampa, sono molto motivate, articolate con degli allegati e quindi verranno discusse una ad una in Consiglio Comunale, perché per fortuna la legge lo prevede, perché secondo me se la legge non lo prevedesse questa giunta non comprimerebbe anche questa possibilità, però ce l'abbiamo e l'abbiamo usata fino all'ultimo proprio per partecipare al dibattito in Consiglio Comunale e vogliamo che ognuna di queste osservazioni venga integralmente discussa dal Consiglio. E ci si aspetta dunque un altro Consiglio Comunale caldo, quindi quando sarà convocato si potrà discutere della questione. Ringrazio Monica Coin, qui da Mestre, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, grazie anche alla sua ospite. Noi rimaniamo a Venezia perché è stato fissato per domani lo sciopero dei lavoratori del turismo con una mobilitazione nazionale che avrà luogo a Venezia dalle 15:30 alle 20. L'iniziativa è stata indetta da CGIL e CISL-UIL per denunciare il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria scaduto da ormai 6 anni. Lo stato di agitazione era stato dichiarato dalle 3 sigle a seguito dell'interruzione del negoziato con Federturismo e AICA aperto da 2 anni, è rimasto in stallo nonché alla luce della sottoscrizione del rinnovo di tutti gli altri contratti nazionali del settore. La mobilitazione con carattere itinerante si svolgerà a bordo di una motonave che partirà dal porto di Fusine, farà tappa all'Hotel Danieli per un primo presidio e poi ancora a Santa Maria Elisabetta al Lido di Venezia per un secondo presidio fisso fino a fine giornata. Ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con la cronaca. Continuano le indagini per stabilire le cause dello schianto dell'ultraleggera in cui hanno perso la vita Simone Fante e Alessandra Freschetta, raccolti tutti gli elementi utili nell'aviosuperficie di Premariacco, si attendono le autopsie e quindi il nulla osta per l'ultimo saluto ai ragazzi.
Che cosa è successo esattamente in quegli attimi drammatici in cui l'ultraleggero su cui viaggiavano Simone Fanta e Alessandra Freschet è precipitato prendendo fuoco? Proseguono parallele le due inchieste atte ad accertarlo, quella della Procura di Udine e quella dell'Agenzia Nazionale della Sicurezza del Volo. Le ispezioni nell'elisuperficie di Premariacco sono state completate nella giornata di mercoledì, compreso l'esame dei resti del velivolo e la raccolta di tutte le testimonianze utili a ricostruire gli ultimi attimi di vita dei due ragazzi. È stato sentito anche il presidente della Fly Enjoy, Aimaro Agostino. La prossima tappa sarà quindi quella della rimozione dei resti dell'ultraleggero. Il vento rimane l'indiziato principale ad aver causato la tragedia, con raffiche forti improvvise che avrebbero creato condizioni di instabilità forse ingovernabili. Nelle ultime ore si sono fatte avanti anche ipotesi di errore umano, tutto al vaglio degli inquirenti. L'unica cosa certa al momento è il dolore atroce di due famiglie che non si danno pace. A Reana la comunità prova a stare vicino ai parenti stretti di Simone. È un momento difficile per la famiglia stessa, ma in realtà per tutti. Questo ragazzo non viveva attivamente la comunità, ma la sua famiglia è molto conosciuta nella frazione di Qualso, frazione dove il padre è cresciuto e dove risiedono anche i nonni del ragazzo. Quindi ieri sera, dimostrazione è che ieri sera durante il rosario la partecipazione è stata importante della comunità del Royale, ma in realtà anche delle comunità limitrofi. Lo stesso sta accadendo a Roveredo in Piano, dove si piange la 15enne Alessandra. I genitori si sono recati a Premariacco a vedere da vicino il luogo nel quale ha perso la vita la figlia, che sognava di fare la pilota e che ha trovato la morte al suo primo volo. Non ci sono ancora le date dell'ultimo saluto ai ragazzi. Per i funerali si attende il nulla osta che arriverà dopo l'autopsia. Simone Fanta era stato un calciatore della Reanese, ad allenarlo per 3 anni mister Luigi Rossi, che ha ricordato il ragazzo e la passione per il volo che li univa. L'ho allenato il periodo in cui ero allenatore di Areana del Royale con la Reanese, nella categoria juniores, per 3 anni. Il ragazzo esplosivo, aveva una passione enorme, molto sacrificato nel voler ottenere dei risultati. Parla cercando di trattenere l'emozione Luigi Rossi, allenatore di Simone Fanta alla Reanese una decina di anni fa, toccato dalla morte del ragazzo con cui ha condiviso non solo gli allenamenti di calcio ma anche la passione per il volo. Ho fatto parte per un po' di anni, ben 28, come tecnico delle Frecce Tricolori, quindi lui conosceva questa mia passione e anche il mio lavoro, e non dico che è stato spronato a intraprendere questa iniziativa di lavoro e di passione nel volo, perché anche il padre, anche lui occupa un ruolo in aeronautica, e ero molto contento che lui avesse preso questa iniziativa, questa continuata passione per l'attività di volo, per i voli di linea, per la scuola, per quello che era il suo modo di poter vivere in maniera personale questa passione. La notizia dell'incidente e della morte di Simone è stata uno shock per il suo ex allenatore. Un blocco immediato, perché non ci credevo ovviamente che fosse stato lui a dover subire questa tragedia insieme a questa ragazza. Succedono, perché anch'io molto tempo fa, avendo anch'io il brevetto di volo ultraleggero, ho subito anch'io una situazione analoga, ma probabilmente non era il mio momento. Io me la sono cavata con una frattura alla costola e una alla schiena dorsale, e ho fatto 40 giorni di busto. Purtroppo per lui è andata molto, ma molto diversamente. E so che quella lì è una zona molto impegnativa quando c'è molto vento, questo sì, questo lo posso dire. E la meccanica però dell'incidente, questo ovviamente non mi sento di azzardare nessuna ipotesi. E continuiamo con la cronaca, andiamo nel bellunese e anche nel trevigiano, perché torniamo a parlare della tragedia della Marmolada che ha visto coinvolti 2 alpinisti trevigiani che hanno perso la vita.
Il giorno del dolore, delle lacrime e dei tanti perché. Cos'è accaduto sulla via Don Chisciotte nel versante bellunese della Marmolada? Sono precipitati per cause ancora da accertare durante una scalata. Filippo e Francesco avevano in comune sia l'amore e la passione per la montagna che il lavoro nella stessa azienda, la Scarpa di Asolo. Esperti alpinisti periodicamente si davano appuntamento per raggiungere un'altra vetta. Il sorriso nelle foto, i sogni, tutto si è infranto in quel maledetto giorno. Cos'è accaduto? Nessuno riesce a spiegarselo, nemmeno i familiari chiusi in un dolore immenso. I corpi di Filippo Zanin, 36 anni, e Francesco Favilli, 44, sono stati individuati alla base della parete dall'elicottero Falco 2. Lo shock della comunità dove i due alpinisti vivevano, poca voglia di parlare, i vicini scuotono la testa e si stringono al dolore dei familiari. L'addio a Filippo, papà di una bimba di 2 anni, sarà sabato 7 alle 10 nella chiesa arcipetrale di Fonte Alto. Il sindaco di Fonte ha incontrato i genitori del 36enne. Che rinnovo le condoglianze a tutta la famiglia, a nome dell'amministrazione, di tutta la comunità di Fonte, che in questo momento so essere vicina. È un lutto pesante per la nostra comunità perché era un ragazzo solare, era un amico di tante persone, di tutti, aveva sempre sorriso, quindi Filippo voglio ricordarlo così. Sindaco e amministrazione saranno presenti per l'ultimo saluto a Filippo. Gli staremo vicino per quello che si può fare in questi momenti, insomma. Francesco viveva dal 2022 nel comune di Maser, ma era originario di Pordenone. Lascia 2 figlie di 8 e 6 anni che vivono con la madre nel veneziano. Nei paesi regna il silenzio, ma rimangono quelle immagini dell'elicottero che perlustra la montagna ed il rombo di Falco 2 che squarcerà per sempre le speranze dei familiari. Filippo e Francesco erano lì, privi di vita, ai piedi di quella montagna immensa che tanto amavano. E quella del 2024 verrà ricordata come una delle estati più tragiche sotto il profilo degli interventi in montagna da parte del soccorso alpino. Il commissario dell'azienda sanitaria Giuseppe Dalbene ha presentato i numeri degli interventi: 20 morti solo da giugno. Un'estate nera per le Dolomiti, nera come il colore della cronaca, legata alle numerose tragedie che hanno segnato le vite dei molti familiari e amici delle vittime che sulle montagne hanno perso la vita. 20 morti dall'inizio di giugno per fatalità connesse alla frequentazione turistica o sportiva del territorio bellunese, di cui 3 registrati nella sola giornata di ieri, con la scomparsa della cordata Favilli-Zanin in Marmolada e il decesso a Taibona Gordino di un turista inglese precipitato con la tuta alare. È un numero che ci fa chiaramente riflettere, sulla bellezza da una parte della montagna, ma anche l'attenzione che deve essere posta quando appunto si va in montagna. Un impegno 365 giorni l'anno, quello messo in campo dall'azienda sanitaria sul fronte dei recuperi e dei soccorsi in montagna, di cui massima espressione rimane l'attività senza sosta dell'elisoccorso, avvalorato negli ultimi anni anche dalla presenza del secondo aeromobile Falco 2. Più di 800 gli interventi complessivi da inizio anno, con il picco nel mese di agosto che ha visto impegnati 2 elicotteri in 211 operazioni, 7 giornate con 10 o più decolli, 152 nel periodo estivo solamente per Falco 2. Una serie di numeri che dicono quanto sia stato importante la presenza appunto dei 2 elicotteri qui nell'area dolomitica, naturalmente in rete con le altre realtà venete e delle province contermini, e quanto sia importante continuare a sviluppare questo percorso di urgenza e emergenza. Un trend in continua crescita anno dopo anno, direttamente proporzionale al numero degli accessi turistici ai territori montani, e per il quale lo sforzo richiesto a volontari, tecnici, medici, infermieri e tutto il personale della rete dei soccorsi è sempre maggiore, sempre più oneroso, affinché si possa rispondere efficacemente a tutte le richieste di intervento. È una rete, quella dei soccorsi, quella dell'urgenza e dell'emergenza, che noi attenzioniamo di giorno in giorno. È una rete che noi cerchiamo di sviluppare naturalmente al meglio, in base alle necessità appunto delle persone, in base alle necessità appunto dei territori, e direi che finora il percorso sviluppato finora è stato un percorso buono. Si può sempre naturalmente migliorare, ma abbiamo risposto bene a tutte le chiamate che ci sono state.
Ed ora andiamo a Padova per parlare del giovane morto dopo 16 mesi di coma a causa di un infortunio sul lavoro. I funerali potrebbero essere celebrati il lunedì a Pionca di Vigonza. In tanti saranno presenti nella chiesa di Pionca di Vigonza per l'addio a Nicola Maddalozzo, il 28enne morto una settimana fa dopo 16 mesi di coma a causa di un incidente sul lavoro. Dopo l'autopsia eseguita martedì, il magistrato ha rilasciato il nulla osta per la sepoltura e i funerali dovrebbero tenersi lunedì mattina nella chiesa della frazione dove Nicola viveva e dove in tanti sono vicini alla famiglia del 28enne in questo momento. Era il 17 aprile del 2023 quando Nicola Maddalozzo, tecnico molto stimato, è caduto da un ponteggio mentre stava montando un condizionatore a Limena. Le sue condizioni erano apparse da subito disperate dopo il volo di 6 metri a cui era sopravvissuto con lesioni gravissime. Nonostante un intervento chirurgico, Nicola Maddalozzo non aveva più ripreso conoscenza. Dopo 16 mesi di coma, il 28enne si è spento il 30 agosto all'Hospice Bonora di Campo San Piero, dove era ricoverato. Ed ora purtroppo parliamo della brutale morte di Rebecca Cheptegei, bruciata viva dal compagno in Uganda, ha scosso davvero la comunità internazionale. L'atleta nel 2022 era stata protagonista della Padova Marathon, vincendo il suo primo titolo internazionale. Rebecca Cheptegei, la maratoneta brutalmente bruciata e uccisa dal compagno di ritorno dalle Olimpiadi di Parigi, aveva vinto la maratona di Padova nel 2022. La 33enne, atleta ugandese, era arrivata prima nella gara sui 42 km nel 22, quando la corsa padovana era tornata a corrersi dopo la pausa per il Covid. Quella era stata la sua prima vittoria internazionale. Assindustria Sport, società organizzatrice della Padova Marathon, l'ha ricordata con una nota: non ci possono essere parole adeguate per piangerla e condannare un atto a tal punto brutale e riprovevole. Oggi vogliamo ricordarla mentre taglia felice il traguardo. Ed ora invece andiamo immediatamente a Padova per parlare dell'argine franato. È stato trovato il conto solidale, ce ne parla la nostra Chiara Gaiani, la vedo sullo schermo. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno ai telespettatori, con il sindaco di Campo San Piero, Katia Maccarrone, che ringrazio. Torniamo proprio a parlare di quel tragico 17 maggio, quando franò l'argine del Muson, proprio durante una delle piene che hanno caratterizzato la primavera. Questa emergenza maltempo è passata senza, per fortuna, lasciare danni nel territorio, ma molti sono i danni che ancora sono da riparare rispetto a quell'evento. Il Comune quindi ha pensato di farsi vicino ai cittadini che non hanno ancora ricevuto ristori, attivando un conto corrente solidale. Esatto, proprio così. È passato un po' di tempo, ma non tantissimo, dall'alluvione di quel 17 maggio che ha segnato in maniera molto pesante, molto profonda Campo San Piero, ma soprattutto naturalmente le decine di famiglie che sono state coinvolte e che hanno subito dei danni molto pesanti. Parliamo di decine di migliaia di euro a famiglia in tante situazioni. Allora noi abbiamo pensato di attivare questo conto solidale dove i riferimenti possono essere trovati da chi voglia generosamente dare poco o tanto un segno di partecipazione. Tutti questi riferimenti si trovano nel sito del Comune. Un conto corrente solidale per raccogliere fondi da destinare a queste famiglie. Ovviamente non saranno fondi che potranno coprire le ingenti spese sostenute, ma comunque un segno di presenza, di solidarietà, di vicinanza della comunità. Abbiamo anche delle associazioni che si sono attivate in questo senso, che faranno anche degli eventi, e quindi abbiamo pensato che questo contenitore potrà raccogliere un po' tutte queste risorse. Ecco, nel frattempo proprio in queste ore sono arrivati i moduli che i cittadini dovranno compilare per avere i ristori, perché ricordiamo che su quel caso è stato aperto lo stato di emergenza, c'è un commissario che sta gestendo questa emergenza. Infatti questa è un'altra ottima notizia di queste ore. Il commissario che è stato individuato
dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a seguito della dichiarazione di emergenza ha attivato le procedure che servono per la richiesta da parte dei cittadini dei ristori economici a copertura dei danni sostenuti. I cittadini possono trovare nell'home page del Comune tutti i riferimenti, ci sono due moduli da compilare, uno riguarda le famiglie, i privati, l'altro un po' diverso riguarda le aziende, le imprese. È da specificare che in questo momento non ci sono le risorse a disposizione per coprire tutti i costi, ma questa è una sorta di ricognizione che serve al commissario per chiedere le ulteriori risorse che ci auguriamo verranno destinate da Roma, dal Dipartimento di Protezione Civile. Intanto comunque c'è una prima parte di risorse che possono essere destinate per i primi interventi che le famiglie hanno dovuto attivare o le imprese. Tutto viene reperito nel sito del Comune, gli uffici sono a disposizione con telefono, mail per avere chiarimenti e il tutto va presentato entro il 7 ottobre. Adesso cercheremo di diffondere il più possibile la notizia. Ecco, io chiederei un'ultima cosa al sindaco in un flash. Voi come sindaci dei comuni dell'asta del Musone vi siete trovati qui a inizio agosto, c'è qualche novità in tal senso? Allora, ci siamo trovati e abbiamo detto al mondo che la situazione era pesante e che quindi serve l'attenzione da parte degli enti superiori. Allora, nel frattempo sono arrivate queste prime novità, però noi vogliamo mantenere in vita il coordinamento per chiedere appunto che le risorse siano individuate nella maniera corretta e sufficiente, ma anche l'altra cosa che avevamo chiesto era di avere gli interventi che servono per la prevenzione di possibili futuri problemi idraulici. Sappiamo che sono le casse di laminazione, gli interventi sugli argini e quindi su questo marcheremo ancora stretti gli enti che devono darci questa sicurezza. Allora, grazie al sindaco di Campo San Piero Katia Maccarrone, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende da Campo San Piero, linea allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani. Noi ci spostiamo immediatamente a Nove perché scatta la festa della ceramica, un evento importante, sentito e storico, però fra luci ed ombre. Sul futuro di questo settore ce ne parla il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Stavo chiacchierando col sindaco Luca Rebellato, che ringrazio. Buongiorno a tutti. È veramente affascinante perché ci stava un po' raccontando di queste realtà italiane che si occupano di ceramica, e Nove, dove siamo noi, è importante forse più delle altre, perché qui oltre all'esposizione e alla creazione di queste, chiamiamole, opere, c'è anche il fatto che ci sono molte aziende produttrici. Siamo all'edizione numero 27, ci dica già quali sono le novità principali di quest'anno. Buongiorno a tutti. Portoni aperti, edizione numero 27, quest'anno presenta un'estensione di quelle che saranno le aziende espositrici, gli artigiani, gli artisti. Arriviamo a quasi 80 espositori, quindi un segnale importante che anche gli stessi espositori credono in Nove e credono in quella che è lo sviluppo della propria attività. Manifestazioni particolari, mostre e in particolare una nuova area di fuochi sperimentali, dove andremo a cucinare le opere che verranno realizzate dai nostri maestri durante questi 3 giorni. Un altro evento importante è il piatto dei record, un piatto che verrà realizzato domani e dipinto domenica, quindi potrete vedere in diretta quella che sarà l'evoluzione di questa opera, della realizzazione che verrà fatta poi da un maestro del territorio novese. E per ultimo lascio il premio Terre Nove, la prima edizione di questo premio, che vedrà appunto premiata un'opera che verrà realizzata successivamente, premiata da 5 illustri della ceramica, 2 direttrici di musei, MIC in particolare, che è il museo di Faenza, il museo di Montelupo, il direttore della rivista Ceramic, che è un direttore che è della rivista tedesca. Poi avremo Guderzo e un altro del territorio che poi premierà il vincitore di questa prima edizione
terra di ceramica a 9. E finché parlavamo sono passati rappresentanti dalla Puglia, dall'Emilia, arrivano sindaci, arrivano perché oggi pomeriggio cosa possiamo anticipare? Cosa ci sarà? Una riunione importante dei rappresentanti di categoria della ceramica? Sì, non sono rappresentanti di categoria, ma sono rappresentanti dei comuni che parlano di ceramica. L'Associazione Italiana Città della Ceramica, che abbiamo l'onore di ospitare oggi l'assemblea straordinaria che vedrà l'approvazione della modifica dello statuto, perché abbiamo chiesto alle singole regioni di entrare a far parte della nostra associazione. Oggi avremo gran parte delle 57 città che appunto parlano di ceramica, e qui ci sono presenti il presidente, che è Massimo Isola, sindaco di Faenza, tutto il consiglio e gran parte anche dei soci. E Federico Cibolto, intanto Daniela ci sta facendo vedere alcune opere che sono esposte qui, e nel frattempo chiedo al sindaco in chiusura, non sono stati comunque gli ultimi anni facili per la ceramica, cosa possiamo vedere nel futuro della produzione di questo settore così importante? Ma io dico sempre, la ceramica si divide in due grandi rami, il ramo produttivo e il ramo artistico. Il ramo artistico non morirà mai, perché sono eccellenze del territorio, ma così hanno imparato anche le nostre aziende. Piccole quantità ma grande qualità, quindi l'eccellenza e il famoso Made in Italy è la nostra arma vincente. La ceramica si sta riprendendo, sta prendendo le sue quote di mercato sia in Italia che all'estero, in particolar modo però, come vedete esposti qua oggi nel nostro nel hotel che ci ospita, vedete opere che sono opere uniche, ma vedete anche dei pezzi che vengono poi replicati, che quindi possono essere facilmente commercializzati. Non abbiamo paura della Cina, siamo più forti perché abbiamo una cosa, il Made in Italy. Grazie Sindaco Luca Rebellata, anche a questo sguardo positivo sul futuro. Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Federico Fusetti, grazie anche al suo ospite. Noi rimaniamo però sempre nel Vicentino e andiamo a Conco con la cronaca, perché sono state 2 le vittime della predazione di un lupo non lontano dal campo sportivo di Conco. Il problema del lupo, lo ricordiamo, ne abbiamo parlato anche durante i nostri telegiornali, la presenza anche nel Trevigiano con 2 forse esemplari che stanno creando non pochi problemi. Adesso andiamo subito a Conco per vedere proprio la presenza di questo esemplare proprio vicino al campo sportivo. La lista delle predazioni che quotidianamente e quasi senza interruzioni raccontiamo arriva ad un altro capitolo. La zona interessata, già teatro di altri episodi simili, è quella di Conco, sulle pendici dell'altopiano di Asiago. Ad essere colpiti in un'area che si trova appena al di sotto del locale campo sportivo sono stati 2 animali. Nel mezzo di un prato è stato preso con probabile facilità da parte del predatore un giovane cerbiatto, sbranato e smembrato in 2 parti, testa e zampe anteriori da una parte, le zampe posteriori dall'altra. In mezzo ad alcune sterpaglie ha trovato la morte un asinello, non il primo di questa specie vittima degli attacchi dei lupi. Attaccato da dietro, non ha avuto scampo dall'attacco famelico del lupo. Già, il lupo. Questa volta c'è anche lui nelle foto. Lo si vede mentre si aggira ai margini del bosco, intento a controllare il territorio e a nascondersi alla vista, pronto ad uscire di nuovo dall'ombra in cerca di cibo, senza che nessuno per il momento riesca ad opporsi in qualche modo alla sua presenza sempre più invasiva. Quello di quest'estate è stato per il Veneto l'agosto dei record, temperature medie mai così alte, più di 3,2 gradi rispetto all'ultimo trentennio. Un ammonimento per l'assessore regionale Bottaccina e ai negazionisti del cambiamento climatico in corso. Un agosto caratterizzato da notti tropicali, 21 su 31. Temperature che di notte hanno superato di almeno 3,2 gradi quelle registrate negli ultimi 30 anni. I dati sono della Protezione Civile del Veneto. Dicono che è stato l'agosto più caldo, con una media di 24,1 gradi tra minime e massime. 14,1 gradi sul Faloria Cortina d'Ampezzo, 2235 metri di quota. 19,7 gradi a Col d'Indes in Alpago, 1181 metri. 23,3
23 gradi a Passo Santa Caterina nel Vicentino. Insomma, valori eccezionali, cui fa da contraltare il peso delle piogge. In Veneto sono caduti 66 mm rispetto ai 102 mm del periodo 1994-2023, il 36% in meno. La delicatezza del momento sta nel fatto che sia pur in presenza di precipitazioni che in generale potrebbero anche non apparire come rilevantissime, queste fanno i conti con un terreno che nelle ultime settimane ha visto pochissima acqua e quindi il terreno così secco e le precipitazioni intense in archi temporali ristretti possono generare qualche problema, in modo particolare nei corsi d'acqua secondari. Valori eccezionali, un record di caldo e siccità che impone attenzione ora alle opere minori. C'è ancora moltissimo da fare, in modo particolare una grande sfida da mettere in campo subito, che coinvolge tutti i comuni e le amministrazioni comunali, sia quello delle acque meteoriche e quindi dei cosiddetti tombini, che non sono più in grado di assorbire questi fenomeni. Avete sentito caldo record, ma dal caldo record all'autunno in poche ore è lo strano caso di Rosà, comune del Bassanese, che ha visto crollare le temperature di ben 13 gradi. Un vero e proprio crollo delle temperature, da un caldo record a un fresco autunnale che sembra dire proprio che l'estate è decisamente e bruscamente finita. Sul maltempo di queste ore infatti è emblematico il caso di Rosà, dove i dati rilevati dall'ARPAV raccontano di come negli ultimi 2 mesi il termometro non era mai sceso sotto i 30 gradi e negli ultimi 60 giorni quasi mai la temperatura massima è stata inferiore ai 30 gradi, superando spesso e ampiamente questo valore, con picchi sui 35-36 e sfiorando i 37. Tra luglio e agosto la media delle temperature massime è stata perciò di 33,6 gradi e ora, in poche ore, improvvisamente il crollo. Con il maltempo a Rosà si è scesi a 20 gradi, ovvero 13 in meno di inizio settimana. Numeri da record, almeno per quello che riguarda l'ultimo secolo di storia di questo territorio. Dunque la perturbazione di ieri ha fatto crollare, lo avete sentito, le temperature un po' in tutta la regione, portando però un po' di sollievo sia di notte che di giorno. Abbiamo raccolto alcuni pareri tra i passanti, tra i cittadini. L'acqua della fontana del Bonaguro è stata nel corso degli ultimi 2 mesi uno dei punti rinfrescanti del centro di Bassano. La perturbazione che è passata nelle ultime ore ha fatto abbassare di colpo le temperature. Meglio il caldo, meglio il fresco. Abbiamo raccolto un po' di opinioni che sono discordanti a seconda della provenienza delle persone che abbiamo incontrato. L'estate è finita con questa rinfrescata, secondo lei? No. Noi veniamo eravamo su San Martino di Castrozza, adesso andiamo a Bellaria che abitiamo lì. Giù è ancora caldo, non è finito. Lei ama più il caldo o più il fresco? Più il fresco, sono andato su forza. E così. Adesso però stiamo andando a casa e i figli hanno detto che è ancora caldo giù, 26, 28, 30. Vediamo un po'. Signora, ci voleva però un po' di fresco. Sì, per me sì. Siamo stati bene in montagna. Ecco, questa è stata un'altra estate caldissima anche da voi. È piena di zanzare, il mare è pieno di alghe, non è stata una bella estate. La rinfrescata ci voleva. Quindi lei ama più l'inverno? Diciamo che la temperatura fresca ci rende più dinamici tutti, salvo eccezioni, via. A me il caldo non dispiace e quindi a me questa stagione mi è molto piaciuta luglio-agosto. La rinfrescata va bene per gli altri e quindi sono contento per loro. Signora, vediamo se dice il contrario del... Il contrario no, però devo dire che nonostante ci sia stato molto caldo, non l'ho patito come dei caldi afosi di qualche anno fa. Da noi è più afoso. Noi veniamo da Ascoli. Veniamo. Nelle Marche. Sì, vabbè, tutto un'altra cosa, la temperatura di qua e la temperatura da noi oggi c'è tanta afa. Adesso si sta bene, però non è che soffro tantissimo anche il caldo. Meglio l'inverno allora? No, meglio l'estate, una cosa moderata, però insomma ci sta. Lei soffre il caldo, preferisce l'inverno?
Adoro l'inverno. Quindi quest'estate? Sofferenza pura. Meglio il caldo, d'estate soffrire un po', cosa preferisci? No, il caldo da noi è troppo caldo, allora sto meglio qua, fa più fresco, sta benissimo. Venendo dall'Abruzzo, insomma, qui sembra... un altro giorno. Ed ora andiamo a Venezia per seguire la mostra del cinema che stiamo davvero seguendo con il nostro Lorenzo Maier, che è collegato con noi telefonicamente per sentire anche quali sono le novità. Lorenzo, ci sei? Buongiorno. Buongiorno Daniele, a te e ai nostri telespettatori. Il cinema bellissimo, abbiamo visto le immagini, le tue interviste. Quali sono le novità? Oggi diciamo è l'ultimo giorno del concorso, perché poi domani la giornata sarà dedicata alla visione sicuramente di altri film delle altre sezioni, ma ovviamente con oggi si concludono il concorso di Venezia 81, che metterà in palio domani sera il Leone d'Oro, che sarà consegnato nella cerimonia di chiusura presentata da Sveva Arviti, ma anche poi tutti gli altri premi. Quindi oggi è una giornata ancora di concorso, con fuori concorso però un bellissimo film, Il tempo che ci vuole, di Francesca Comencini. Ieri è stata la giornata del film italiano di Tony Servillo, e se siete d'accordo facciamo partire il servizio. Questo film in concorso com'è stato recitare? Nel caso innanzitutto ho una grande passione per i due registi, Piazza e Grassadonia, l'occasione di poter lavorare con un giovane collega che apprezzo molto, Elio Germano, con un bellissimo cast, questo va detto. E poi recitare questo personaggio per un attore è sempre un'esperienza che incuriosisce molto, che si tratta di fare un personaggio che recita. È un saltimbanco assediato dalla disperazione e tutte le circostanze nelle quali si trova a comportarsi, lui la interpreta come se fosse un palcoscenico su cui sciorinare il suo repertorio da istrione. Il tuo rapporto con Venezia? Un rapporto magnifico che comincia e continua con il teatro, che tornerò al Teatro Goldoni credo il 12 di novembre per una serata di teatro. Ho fatto qui tante regie liriche alla Fenice e poi è arrivato anche il cinema, è un rapporto molto molto forte. Un saluto ai telespettatori di Antenna 3 e Media Nord-Est da Tony Servillo. Un grande saluto agli spettatori di Antenna 3. Ciao. Eccoci, poi ieri, ripercorrendo un po' la giornata di ieri, è stata ancora una giornata, se vogliamo, storica, perché la prima giornata in assoluto della mostra in cui ben 2 cardinali hanno fatto visita alla Mostra Internazionale d'Arte e Cinematografia di Venezia per parlare di cinema, ma non solo. Il cardinale José Torrentino de Mendoza, che è stato colui che ha curato anche l'esposizione del padiglione Rabbinale Arte nel carcere della Giudecca femminile, e quindi anche la visita del Papa, e poi in serata la visita del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Farei sentire quello che ci ha detto il cardinale Torrentino, che ha un po' ripercorso anche la visita a Venezia del Santo Padre, perché questa esperienza e poi si è abbinata a un film che è stato proiettato qui. Cardinale Torrentino, bentornato a Venezia, è un piacere averla con noi. Il suo significato della presenza qui oggi, che ci ricorda una cosa importante. Sono venuto per accompagnare questa proiezione del film di Marco Perego, che è una sorta di presentazione del padiglione della Santa Sede, e che Marco Perego ci dà in un film molto sensibile, molto attento all'umano, dove la storia ferita dell'umanità è veramente la protagonista, e c'è un filo di speranza che bisogna conservare, bisogna far tesoro di questa fragile speranza che ognuno di noi, anche in situazioni più esigenti, conserva dentro di sé.
Allora, a distanza di qualche mese anche dalla visita del Santo Padre che ci ha ricordato tutto questo, cosa ha portato quell'evento e cosa sta ancora portando? Penso che il padiglione della Santa Sede sta attirando l'attenzione di tanti visitatori del mondo che accorrono a Venezia, che è veramente una sorta di grande vetrina dell'arte mondiale in questi mesi, e si sentono molto toccati per la possibilità di vedere il mondo con i suoi occhi e guardarsi profondamente negli occhi degli altri. E poi anche un'esperienza un po' multidisciplinare, nel senso che dalla Biennale Arte oggi passiamo alla Biennale Cinema. Veramente la bellezza della Biennale è questa transdisciplinarità che mostra alla fine che la poesia è unica. La poesia è una perché fa la sintesi in tutte queste forme artistiche, dall'arte al cinema. Ultimissima cosa che chiedo, avete in mente qualche progetto anche per il 2025 con la Biennale? Certo, stiamo lavorando nella partecipazione della Santa Sede alla Biennale di Architettura dell'anno prossimo. E quindi la Santa Sede ci sarà? Ci sarà. Grazie mille. Bene Lorenzo, insomma siamo quasi alla fine di questo bellissimo, importantissimo evento veneziano. Che cosa ti porti al termine di questa bellissima manifestazione? Beh, tantissime star che sono arrivate, anche ovviamente i film che stanno facendo molto discutere, ma comunque un grande segnale di vitalità, e star che verso Venezia hanno anche dimostrato una grande attenzione, anche star americane tipo George Clooney e Lady Gaga e molte altre che non si sono comunque risparmiate anche nel rapporto con il pubblico e i fan che li hanno attesi per ore per vederli passare qualche secondo. Ecco, questo è sicuramente il ricordo più bello. Senti, c'è qualcuno, siamo curiosi, qualcuno che maggiormente ti è rimasto un po' nel cuore, impresso? Rivedere Luca Guadagnino, comunque attori, registi con cui magari c'è anche un rapporto perché da anni sono qui presenti alla mostra con i loro lavori, questo è sicuramente molto bello. Grazie davvero a Lorenzo, grazie per il suo lavoro. Noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con un ospite che vi presento immediatamente, che è il sindaco di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon. Buongiorno. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Siamo ormai insomma all'inizio dell'anno scolastico, manca davvero pochissimo, il mercoledì si partirà con questo nuovo anno, ma con problematiche insomma, soprattutto, non solo, ma soprattutto relative al trasporto scolastico. Molti comuni e sindaco ci dicevano sono in difficoltà sia per il trasporto delle scuole d'infanzia sia per i collegamenti nelle città. Com'è la situazione qui? Ogni anno si parte, ogni anno le problematiche da affrontare sono sempre molteplici. Noi quest'anno, quindi il Comune di San Biagio di Callalta, ha appunto un nuovo appalto per quanto riguarda il trasporto scolastico e la difficoltà a reperire autisti è sempre molto complessa, oltre al fatto che i costi aumentano sempre di più in maniera esponenziale. Noi ogni anno paghiamo 264.000 euro e introitiamo circa 52.000 euro dalle famiglie, quindi quello che l'amministrazione mette a disposizione sono più di 200.000 euro, che magari questa cifra si fa fatica a percepire, però effettivamente è un servizio che oggi alle famiglie serve, soprattutto in un territorio grande come il nostro, che ha delle sedi a livello di scuole primarie dislocate sul territorio, ma che non coprono tutte le frazioni, e quindi si rende necessario questo trasporto per consentire alle famiglie di agevolare appunto la possibilità di avere questo servizio a favore proprio delle famiglie e dell'organizzazione della vita familiare. C'è da
da considerare che dopo noi cerchiamo anche di promuovere il pedibus, quindi un modo anche di recarci a scuola in una maniera assolutamente sostenibile, e vediamo che è davvero un'ottima opportunità perché i ragazzini prima di recarsi a scuola hanno modo un po' così insomma di sfogarsi, di parlare tra di loro e anche di mettere in moto tutto il sistema fisico, quindi vederli arrivare a scuola sorridenti e già che hanno potuto dialogare con i propri compagni sicuramente si approcciano in un modo molto positivo. C'è però da affrontare il tema delle scuole dell'infanzia che invece noi sul nostro territorio le abbiamo quasi tutte parochiali, abbiamo 2 sezioni invece che sono statali e in cui non riusciamo a garantire il servizio di trasporto. Tendenzialmente le scuole paritarie, invece scuole materne, riuscivano a offrire questo tipo di servizio, però con l'impennata dei costi e con gli storici autisti che un po' alla volta vanno in pensione e non si riesce a dare il cambio, succede che purtroppo devono rinunciare a questo servizio. Quindi noi capiamo assolutamente la difficoltà e infatti adesso siamo anche in procinto di rinnovare la convenzione con le scuole materne e quindi cerchiamo insomma di aumentare l'importo perché capiamo che sono dei servizi essenziali proprio in tema di famiglia, di genitorialità e soprattutto in un momento in cui il calo demografico si fa sentire, soffriamo un po' questo inverno, garantire i servizi per i bambini e quindi per le famiglie, perché una volta magari c'erano anche i nonni che offrivano tutta una serie di servizi, un po' forse il termine inadatto, però aiutavano molto in modo complementare la famiglia. Questo oggi anche proprio per un'organizzazione della vita familiare diversa risulta più difficile e quindi quello che noi dobbiamo fare è cercare il più possibile di offrire degli spazi adeguati in cui i nostri figli possono crescere in un ambiente assolutamente educativo e stimolante e soprattutto controllato. Ecco, prima sottolineava il sindaco il fatto che molti autisti insomma vanno ovviamente in pensione e c'è difficoltà nel reperire nuovi autisti. Questo poi fra l'altro valeva un po' anche insomma in tutti gli autobus, tutte le, insomma anche la MOM, abbiamo sentito con il tempo c'è stata veramente difficoltà nel reperirli. Sì, molte difficoltà innanzitutto perché i requisiti comunque richiesti sono molti e anche le responsabilità che con il passare del tempo gli autisti si devono accollare incrementano sempre di più e quindi è questo che diventa un deterrente nonostante magari possa essere un bel servizio essere a contatto con i ragazzi, anche se vediamo però che insomma con la MOM le situazioni che il disagio giovanile oggi porta a riscontrare anche per chi fa questo tipo di lavoro sono davvero difficili e quindi diventa sempre meno appetibile mettendo chiaramente in difficoltà chi invece questa situazione la deve governare. Io credo che però ci debba essere un cambio di passo in questo senso perché altrimenti anziché offrire opportunità siamo a toglierle e quindi un ragionamento su questo tema penso che lo dobbiamo tutti quanti fare assieme. Ecco sindaco, a fronte di un aumento dei costi del trasporto scolastico c'è un aumento però anche del numero delle famiglie bisognose che hanno bisogno di aiuti. Sì, è vero anche questo, perché il costo della vita, come lo vediamo noi nei servizi comunali, che aumenta sempre di più, c'è anche nelle famiglie, quindi il potere d'acquisto inevitabilmente diminuisce. I servizi sociali sono sempre a disposizione e noi, sia per il trasporto scolastico che anche per la mensa, abbiamo delle fasce ISEE per riuscire a garantire delle tariffe agevolate. Riusciamo ancora a garantire un costo del pasto in mensa molto calmirato, perché con la partecipazione del comune le famiglie pagano 3,50 € a pasto, che quindi questo è molto competitivo, poi addirittura si azzera sotto una certa soglia, però è chiaro che invece per chi ha i ragazzini che frequentano le scuole medie piuttosto che le scuole superiori è molto impegnativo sostenere l'abbonamento dell'autobus piuttosto che sostenere l'acquisto dei testi scolastici. Infatti anche questo tipo di richieste pervengono presso i nostri uffici e chiaramente noi siamo qui per valutare e per cercare anche di sostenere questo tipo di richieste perché crediamo che il diritto allo studio sia la base di un approccio educativo a favore insomma dei nostri giovani ragazzi. Ecco sindaco, rispetto agli anni scorsi c'è stato un aumento di questo tipo di richieste, tipo insomma l'acquisto dei libri di testo, ovviamente parliamo di medie e superiori. C'è stato un aumento rispetto agli altri anni? Sì, c'è stato un aumento, è vero che anche la Regione mette a disposizione dei contributi, però questi vediamo che non sono sufficienti, infatti poi
fanno rivalsa su quello che è l'ufficio comunale e anche su questo fronte qui, ma non solo, capiamoci, sul fronte appunto libri, quindi mensa, quindi trasporti, ma dobbiamo anche considerare il fattore disabilità, che oggi sembra di no, però diventa un elemento caratterizzante della nostra società. Infatti a breve usciremo anche con un bando proprio per il trasporto degli studenti con disabilità, perché per quanto riguarda le superiori viene garantito dall'ULSS, mentre per quanto riguarda la scuola primaria e le scuole medie invece viene diciamo così calmierato da quelli che possono essere dei contributi che il Comune mette a disposizione tutta dall'associazione di volontariato Antes qui presente nel territorio. Quindi le situazioni di difficoltà sono molteplici, il costo della vita aumenta e le richieste da parte dei cittadini è chiaro che anche queste qui stanno aumentando nel corso del tempo. Su questo facciamo una riflessione, perché è chiaro che il bilancio comunale deve in qualche modo stare in equilibrio e quindi togli da una parte, metti dall'altra, come si suol dire la coperta è quella, però sappiamo che ci sono delle priorità e sostenere le famiglie, sostenere l'educazione, sostenere i ragazzi e quindi l'istruzione crediamo che sia al vertice di ogni qualsiasi tipo di opera pubblica, quindi questo viene prima di ogni altra cosa ed è qui dove noi vogliamo investire le nostre maggiori risorse. Ecco Sindaco, facendo un passo indietro, tornando alla questione trasporti, si partirà tranquillamente, ci saranno tentennamenti, questo vale un po' per tutti i comuni, non certo quello di San Biagio di Callalta, soprattutto parliamo dei trasporti, oppure insomma perché già si parla in alcuni comuni, no, bisogna attendere qualche mese, bisogna attendere qualche giorno, insomma qui com'è invece la situazione? No, la situazione per il momento è abbastanza sotto controllo, stiamo raccogliendo le richieste, il prossimo 9 settembre verranno pubblicati anche i percorsi e gli orari, è chiaro che chiediamo alle famiglie di avere un po' di pazienza perché potrebbe essere che alcuni percorsi possano essere rivisti, questo perché dobbiamo appunto garantire una tempistica e magari nel tempo, ecco adesso non lo so se già quest'anno scolastico si dovrà pensare forse a dei punti di raccolta, questo per appunto agevolare gli autisti nel loro giro, perché come si diceva prima sono sempre di meno e i costi sono sempre di più, quindi il servizio è garantito già dai primi giorni di scuola, l'unico tentennamento potrebbe essere sul percorso, però questo è appunto questione delle prime settimane, poi tutto si perfezionerà e quindi l'anno proseguirà in modo tranquillo, insomma, come di consueto. Io vorrei anche insomma toccare un altro punto perché inizia la scuola, purtroppo lo sappiamo, la questione giovanissimi, aggressioni soprattutto all'interno poi dei bus, ricordo l'anno scorso ne abbiamo parlato davvero tantissimo, c'è anche un po' di preoccupazione in questo senso, abbiamo visto insomma che saranno potenziati i controlli sia all'interno degli autobus sia all'esterno, nelle fermate dei bus, dei pullman, proprio per cercare di arginare questo fenomeno che insomma l'anno scorso devo dire ha preoccupato non poco, anche poi proprio alle fermate dove si accalcavano poi gli studenti, anche insomma ragazzini giovanissimi, proprio perché poi arrivano questi come possiamo chiamarli ormai? Queste baby gang, chiamiamole così, ecco. Sì, forse è questo il termine in cui oggi riusciamo un po' ad identificare questi episodi. Noi incrociamo le dita, ma abbiamo avuto poche di queste situazioni, anche se quest'estate in vari posti li abbiamo riscontrati. E devo dire che io vorrei fare un appello però alle famiglie, perché ci troviamo con dei minorenni in piena notte in giro per il territorio e quindi un controllo anche sui nostri ragazzi, su dove vanno, con chi sono, come si comportano, credo sia doveroso. Insegnare delle regole, insegnare il rispetto sia delle persone ma anche dei luoghi sta alla base dell'educazione civica. Quindi è vero che la scuola deve fare la sua parte, noi istituzioni, amministrazioni dobbiamo fare la nostra, però anche le famiglie devono, perché mi piace usare questa parola, avere il controllo dei propri figli, perché altrimenti siamo tutti quanti impotenti. Le forze dell'ordine fanno i loro controlli, identificano i ragazzi, però poi si ferma lì. Quindi deve essere veramente un lavoro di squadra per non solo prevenire, ma proprio per contrastare questo fenomeno, perché poi è spiacevole che le nostre città, che quindi non diventa solo San Biagio, ma la nostra Treviso, tutta la nostra provincia, abbia una connotazione negativa per questi episodi che sono assolutamente da evitare e che quindi vanno a
contrastare tutti quei progetti invece che sono assolutamente educativi, sono assolutamente anche positivi anche nei confronti delle altre province, delle altre regioni, a discapito invece di queste situazioni che nella bilancia invece fanno pendere solo per un aspetto molto negativo. Quindi l'appello che io faccio è assolutamente di segnalare queste situazioni, ma ripeto, dalla famiglia, a parte dai genitori, riuscire ad avere un controllo ed impartire delle regole che siano veramente rigide, soprattutto perché siamo in una società che ha bisogno di rispetto reciproco. Ecco, lei ha toccato due punti importanti, che è il rispetto delle regole e il fatto anche che questi ragazzini, perché parliamo di giovanissimi, parliamo chiaro, insomma, parliamo di 14enni, 15enni, addirittura insomma neanche quasi 16enni ormai, sì, cioè l'età sì. si sta abbassando. Che escono a tutte le ore. Io ricordo solo qualche giorno fa proprio a Silea che si diceva siamo proprio in balia di questo gruppetto di quindicenni che insomma girano e creano problemi, atti vandalici e non solo, proprio tutta la notte. Sì. Ora la mia domanda è che potrebbe essere a questo punto che la scuola potrebbe insomma un po' arginare questo problema, perché insomma dovranno pure andare a scuola anche loro, quindi insomma parliamo di ragazzini che sono insomma in età scolastica, quindi speriamo che con la ripresa della scuola si impegnino nel frequentare e poi nell'appunto studiare, quindi osservare una certa condotta, perché è proprio vero che anche quest'estate questo gruppetto, che poi abbiamo riscontrato con le forze dell'ordine essere sempre lo stesso, si è spostato in varie sagre paesane, ma proprio per il piacere di creare delle situazioni di disagio, proprio per la bravata, proprio per forse è la noia, ecco, che oggi non riusciamo neanche più a tollerare, che porta a fare questo tipo di gesti. E allora il sindaco Mario Conte, lo vediamo ogni giorno, si interroga su questo e cerca anche di aprire un tavolo con i sindaci per come possiamo intervenire, cosa possiamo fare, ma è chiaro che è molto complessa questa situazione qua, perché ripeto, nonostante l'identificazione da parte delle forze dell'ordine, poi i genitori tante volte non accettano o non pensano che sia stato proprio il proprio figlio, e quindi i sistemi anche nostri, attraverso videocamere, attraverso l'ufficiale in divisa presente, può essere un deterrente, però tutto parte dalla consapevolezza che non si deve fare, cioè la scuola torna a partire, insomma, quindi torna la frequenza scolastica. Ci auspichiamo tutti quanti che l'impegno sia un impegno concreto e oltre alla scuola ci si impegni nello sport, perché è una valvola di sfogo importante in cui i ragazzi possono anche sfogare quella che è l'aggressività, perché è un sentimento che tutti abbiamo, che si può manifestare in vari modi, però sicuramente lo sport, quindi la squadra, quindi il risultato, quindi alle volte anche la sconfitta è un motivo per riuscire a liberare le nostre emozioni e vivere invece delle situazioni assolutamente piacevoli e di squadra. Ecco, lei diceva prima ci sono diverse tavole per discutere di questo fenomeno, anche se non lo vogliamo chiamare baby gang, lo vogliamo chiamare giovanissimi, insomma, che non rispettano le regole, però insomma questa tantissimi tavoli dove si discute, forze dell'ordine, ALS, ULS, i comuni, forse manca la famiglia in questi incontri, perché come diceva lei ci sono famiglie che non pensano che sia il proprio figlio, ma ci sono anche famiglie che sono state contattate dai comuni che dicono non sappiamo davvero più come gestire la cosa, come gestire il nostro figlio. Quindi è davvero un problema, insomma, io direi importante e preoccupante. Sì, assolutamente. È purtroppo un dato oggettivo che riscontriamo, perché non diventa più il caso del singolo comune, ma è un fenomeno che non ha confini. E quindi per quello, come dicevo prima, ci dobbiamo interrogare. Oggi è inevitabile che anche il lavoro dei genitori sia cambiato, perché c'è un approccio molto diverso. Prima
tante volte la mamma era a casa, ma proprio per come la società nel tempo è cambiata, per come si è costruita, e c'erano anche i nonni. Oggi invece questo non si verifica più. Insomma, ricordo una volta che c'era la casa dei nonni adiacente alla casa della famiglia, quindi è chiaro che era una mano lava l'altra, un aiuto reciproco. Oggi invece molte volte i ragazzi stanno a casa da soli, e dobbiamo considerare anche quello che è il fenomeno dell'integrazione, perché mentre un tempo, capiamoci, non è l'immigrazione un fenomeno positivo o negativo, è un fenomeno che noi oggi dobbiamo capire che esiste e dobbiamo riuscire a controllare, facendolo diventare un valore aggiunto, perché oggi noi abbiamo bisogno anche di questo. Però dobbiamo capire come riuscire a far interagire loro con la nostra cultura, perché mentre un tempo anche in una classe i ragazzini appunto stranieri erano una quota marginale, una percentuale marginale, quindi era quasi semplice, banale, scontata l'integrazione, perché era un processo automatico, oggi non è più così, perché molte volte loro sono la maggior parte, e quindi si rischia anche di creare una sorta di gruppetto che non riesce ad interagire, motivo per cui anche con la scuola noi costantemente siamo in dialogo per capire come affrontare questo tema e far sì che questo processo di integrazione diventi costruttivo e quindi a favore anche di tutti quei cittadini, di tutte quelle famiglie che oggi decidono di venire ad abitare nella nostra Italia, quindi nel nostro bel paese. Lo vedo anche con le cittadinanze che sono sempre in aumento, ma perché insomma da tanto tempo si è qui, hanno tutti i requisiti, però è chiaro che le culture sono diverse, quindi anche da parte nostra un'apertura a far sì, come dicevo prima, che questa integrazione e quindi gli immigrati diventino un valore aggiunto, perché oggi il nostro territorio, lo vediamo nel mondo dell'impresa, il mondo produttivo, ne ha assolutamente bisogno. Ecco, Sindaco, siamo ormai in chiusura, se non sbaglio, e abbiamo lanciato l'appello alle famiglie, ma probabilmente anche a questi ragazzi, perché si ricominci davvero quest'anno scolastico senza tutti gli episodi di aggressione, ne abbiamo visti davvero tantissimi, soprattutto alle fermate degli autobus, all'interno dei pullman, perché poi creano problemi e poi paura anche, fra l'altro, non solo tra gli studenti ma anche tra la gente che prende l'autobus, e creano problemi agli autisti che devono guidare. Quindi insomma l'appello davvero è a fare, insomma, cercare a rispettare le regole, anche perché, lo ricordiamo, sono stati potenziati i controlli. Sì, assolutamente. L'appello e l'augurio intanto è di un buon anno scolastico, quindi di un buon inizio, e la raccomandazione che dobbiamo far sì che le nuove generazioni abbiano una connotazione positiva, perché noi vogliamo essere delle persone capaci, preparate e con degli sani stili di vita e con dei sani principi, perché vogliamo essere un modello per chi verrà dopo di noi, quindi cerchiamo di ragionare in quest'ottica e soprattutto rispettiamo gli altri per costruire tutti insieme una società migliore. Io ringrazio Valentina Pillone, sindaco di San Biagio, per essere stata qua con noi. Grazie a voi. Insomma, grazie. La riavremo nelle nostre prossime anche edizioni. Io penso di essere arrivati al termine, non ho sentito la regia, ma insomma il tempo è giusto. Ecco qua, mi segnalano subito che siamo al termine. Io vi ringrazio e vi do appuntamento domani per una nuova diretta. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.